Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buonasera a tutti e benvenuti a Trieste in diretta. Vi presento subito la nostra ospite, la nostra prima ospite di questa sera è Viviana Penso, maestra di balli latinoamericani della Società Ginnastica Triestina. Buonasera e ben arrivata. Buonasera. Allora, siamo qui per parlare di uno spettacolo che si intitola Emporius Family Show, che andrà in scena venerdì 16 giugno alle 20:30 al Bobbio, al Teatro Bobbio. Esatto. Allora, si tratta di un spettacolo che è anche un saggio in qualche modo. Sì, praticamente noi, il motivo di questo nome è questo, noi siamo una società che era una società a sé ed è diventata parte della Società Ginnastica Triestina. Prima il nostro nome era Emporio Danza. Emporio Danza. Quindi noi all'interno della società ci chiamiamo ancora Emporio Danza perché storicamente eravamo questi e ci siamo chiamati Emporio Danza SGT, in sostanza, Società Ginnastica Triestina. E raccontiamo... Siete entrati, confluiti insomma nella grande famiglia della ginnastica, esatto. Facciamo danze latinoamericane, danze caraibiche, danze street, hip hop, break dance, insomma tutte queste discipline molto belle. E per i bambini, i ragazzi, gli adulti, i senior, insomma tutte le età. E questo saggio praticamente racconta di noi, quindi noi facciamo questo racconto del nostro vivere di ogni giorno all'interno della società. Ci sarà sulla falsariga di Aggiungi un posto a tavola, che è appunto il musical famoso degli anni 70, e praticamente usando anche qualche musica del musical racconteremo questo paese che è l'Emporio Danza all'interno della società, dove succede un po' di tutto, insomma. Quindi ci sarà il presentatore, non il presentatore, l'attore. Flavio Furian insieme alla moglie Ornella Serafini. Benissimo, quindi che racconteranno di noi. Di divertimento e in qualche modo insomma una presentazione brillante, no? Sì, sì, è una cosa comica, simpatica e tutto attraverso video che sono stati fatti appunto da Maxino. Video presi dalle prove, da scherzi che ci siamo fatti, eccetera. Quindi ci sarà sempre l'introduzione di un video e la presentazione di un gruppo attraverso qualche sketch. Sketch, quindi ci sarà questo spettacolo in cui però vedremo che cosa gli allievi hanno imparato, no? Nel corso dell'anno. Sì, ci saranno dei bambini di 2 anni e mezzo. Addirittura così piccoli? Sì, da baby dance praticamente. Da sì. da giovanissimi. E dai bambini fino che faranno appunto la baby dance, quindi gioco danza, e poi ci sarà tutte le danze latinoamericane, agonistiche. Quindi... Quali sono le danze agonistiche? Le danze agonistiche sono quelle che si vedono anche a Ballando con le Stelle, o anche non so, ad Amici, in queste trasmissioni che hanno una forza mediatica fortissima. No? Anzi, quest'anno proprio Amici è stato vinto da un ballerino di danze latine. Ecco. E sono samba, cha-cha-cha, rumba, insomma hanno una provenienza caraibica, però poi sono state standardizzate dagli inglesi, quindi sono diventate danze europee a livello internazionale. E quindi poi ci sono le danze caraibiche, quindi quelle più social, diciamo, quelle che si usano nelle sale da ballo e quindi nelle varie serate latinoamericane, la salsa, la baciata va tantissimo adesso. È una stagione molto così promettente, no? Sì, per la baciata. Sì, fortissima, fortissima. Abbiamo 150 iscritti. La salsa, forse però adesso... No, adesso proprio il boom della baciata, esatto. E poi abbiamo tutte le danze street, che quelle sono molto molto per i giovani, per i ragazzini, tutti gli adolescenti, e quindi l'hip hop coreografico e anche la break dance con vari maestri delle varie sezioni. Delle varie sezioni, quindi le coprite un po' tutte. Un po' tutte, insomma, sì, un po' tutte. Diceva prima da tutte le fasce d'età, no? Quindi dai bambini di 2 anni e mezzo anche i senior. I senior, ma a che età arrivano questi senior? 70, 72, sì. Ecco. Abbiamo tantissimi ragazzi e adolescenti, quindi 16, 18 anni, 15, insomma così, tanti ventenni, tantissimi trentenni
E poi anche appunto i senior, abbiamo 3-4 coppie che sono anche finalisti ai campionati nazionali, insomma fanno risultati. Fanno risultati. Quanto tempo bisogna dedicare a queste discipline per avere questo tipo di risultati? Perché si può fare in modo amatoriale, ma anche magari così appunto per fare proprio le gare, no? Sì, allora l'agonismo ha una preparazione importante, nel senso che si può fare a livello basico, però dopo bisogna anche aggiungere delle cose tipo appunto la preparazione atletica, la preparazione fisica, eccetera. Quindi sia c'è tutto un programma di preparazione, in più tutta la parte tecnica proprio della danza in sé. È anche 4 ore al giorno, insomma un agonista si allena 4-5, insomma come tutti gli sport d'agonismo. È chiaro, proprio paragonato a un vero e proprio sport. Sì, insomma, sì, le assolutamente. Sono di questo tipo, sì, assolutamente. Però c'è anche l'aspetto naturalmente ludico, certo. Della musica, dello spettacolo vero e proprio, perché poi lo spettacolo è stato concepito proprio come un musical, con parti di ballo, parti cantate comiche, anche, cantate, ecco, quindi c'è un po' di tutto, insomma. Sì, assolutamente. La parte cantata la fa sicuramente Ornella e Flavio. Chiaro, non siamo ancora gli così specialisti. Anche se diciamo nella nostra idea sarebbe quello carino di far partire anche proprio un corso di musical più avanti. Abbiamo sicuramente vari insegnanti che sono tutti molto preparati, ognuno per la sua sezione, poi abbiamo anche un ragazzo che fa teatro e che insomma ci aiuta sulla parte coreografica. Bene, coreografia e direzione artistica sempre di Viviana Penso. Non tutte le coreografie, non tutte, sì. Ci sono anche tante altre persone che collaborano alla sono gli insegnanti, Gli insegnanti sono i coreografi, sì. Chiaro, quindi ognuno si è occupato della propria sezione, esatto, insomma, dei propri gruppi, sì. Quindi quante persone partecipano a questo spettacolo? Saremo circa? 150. Quindi proprio uno spettacolo corale, lo possiamo dire? Sì, assolutamente. Davvero, quindi per accedere bisogna avere il biglietto naturalmente, che si trova con i soliti circuiti del Ticket Point. Bravissima, sì. Ok, quindi al Teatro Bobbio. Si può acquistare anche in serata? Anche in serata, direttamente. Immaginiamo che ci saranno anche tante persone legate appunto agli attori, agli allievi, che danzeranno, che canteranno, insomma che daranno vita proprio allo spettacolo, no? E il risultato un po' di un anno intero di lavoro che sta andando avanti da molto tempo con queste modalità. Avete in previsione altre novità, ad esempio? Io questa attività la faccio da 30 anni. Da 30 anni. Sì, quindi sicuramente insomma è una cosa molto... Però devo dire che quest'anno abbiamo aggiunto al nostro staff uno staff molto giovane, quindi degli allievi che si sono poi formati e hanno raccolto tantissima gioventù. Siamo arrivati alla società che eravamo molto disperati perché comunque eravamo sotto il Covid e quindi da una grandissima scuola che avevamo siamo stati praticamente ridotti a una cinquantina di presenze. E adesso siamo ritornati ai nostri numeri e siamo quasi più di 400. Sì. Quasi 400 persone che si occupano insomma in un modo o nell'altro delle varie discipline che proponete. Esatto. Quindi abbiamo detto tutte le varie discipline, i vari tipi di ballo, di danza che proponete. Avete appunto in mente di proporre qualcosa di nuovo oppure cercate di... abbiamo introdotto già qualche disciplina nuova, tipo la danza del ventre, che storicamente non avevamo mai e quest'anno l'abbiamo introdotta. Poi abbiamo fatto un bellissimo corso per le signore di una certa, tipo me, di una certa età e quindi facciamo un bellissimo corso di danze latinoamericane ballato da sole, che si chiama Women's Salsa Dance e quindi uno riscopre anche un po' la femminilità, insomma la sensualità attraverso la danza. E prossimamente sicuramente partiremo con tutto quello che c'è già adesso e adesso vedremo se ci saranno ancora qualche spunto, insomma, faremo tantissime gare, tante manifestazioni, insomma abbiamo in porto abbiamo i campionati italiani
a luglio, insomma, gli appuntamenti sono tantissimi. Ecco, perché voi unite appunto l'appuntamento proprio sportivo, no? La disciplina sportiva, quindi è comprensiva di gare, di competizioni, di preparazione proprio mirata, no? A questo tipo di appuntamenti, alla promozione anche della salute, no? Della salute, del benessere fisico. Secondo me non c'è niente come la danza, poi è logico che io gioco in casa e parlo per me, però non c'è niente come la danza per star bene, perché non è un'attività che affatica molto, si socializza tantissimo, cosa che anche dopo il Covid è stato importante, ma anche fra ragazzi. Abbiamo fatto anche un circuito questo inverno insieme al presidente Massimo Varecchia. Abbiamo lavorato con le scuole di Dante, le scuole che facevano attività all'interno della ginnastica, abbiamo proposto le danze latinoamericane e da lì sono venuti fuori tanti allievi, ragazzi di 16-17 anni che si sono interessati al ballo di coppia. Quindi è una cosa che fa bene al cuore, all'anima, fa bene al movimento, non è faticoso anche per le persone che hanno una certa età se si vuole fare in modo ludico. Quindi assolutamente benessere al 100%. Al 100%, sì. Quindi chiunque si può avvicinare a questo tipo di discipline, poi sta solo magari a voi indicare quale può essere più adatta alla fascia d'età, alla uno prova, persona, no? Uno prova a fare le sue prove, sì. Logico che magari un adulto è difficile che faccia breakdance, almeno che non l'abbia già fatto, certo, ecco, in passato, però se no, insomma, normalmente uno si fa le sue prove e poi decide quello che è. Il suo cuore comanda. Però appunto ha citato la breakdance, tutte le danze insomma di strada, possiamo chiamarle così, che hanno cominciato già così a fiorire già negli anni '80, ricordo, poi piano piano hanno sempre preso più piede anche da noi, perché hanno iniziato più ci sono tantissime, Uniti, magari, no? Ci sono tantissime correnti che passano attraverso le danze street, molto più morbide, molto più coreografiche, molto più spinte, qualcosa più sensuale, però veramente c'è per tutti i gusti, anche per quel che riguarda le danze street. Ma a questo tipo di danze si rivolgono soprattutto i giovani, anche ragazzi, non solo ragazze, no? Magari soprattutto l'hip hop. L'hip hop o la break dance. Dopo c'è tutto quel ramo delle danze street tipo la heels che si balla sui tacchi, eccetera. E quello è più nasce anche per gli uomini, nel senso che ci sono uomini che ballano sui tacchi, eccetera, però diciamo cattura di più la donna, ecco. La donna, il pubblico femminile è di solito più giovane, però invece i balli di coppia magari sono quelli per cui sono più portate le coppie, ma anche chi non è in coppia che cerca. Ecco, infatti, ad esempio è un modo per socializzare anche assolutamente, quello, no? Per trovarsi, insomma, diciamo che quello che riguarda le danze latinoamericane, anche qui ci sono tantissimi rami. Si può fare a livello coreografico, quindi io posso partecipare a un corso per fare coreografie, poi esibirmi, oppure fare anche solo attività fisica, come il corso di Woman Sensual Dance che dicevo prima, per le donne più in età, ma se no anche per le ragazze. Oppure si può fare in coppia proprio, quindi anche tra donne, nel senso che fra uomini, no? Ci sono dei rami dove si può lavorare fra persone dello stesso sesso e che poi si lavora in sincro praticamente, un po' come il nuoto sincronizzato, no? Chiarissimo. Quindi si fa la coreografia in sincro, si partecipa con più uguali possibili, tipo gemellini, con tanti gemellini in pista, no? Quindi insomma sono tante le combinazioni possibili, le possibilità, tutte queste insomma, avete cercato di raccogliere, ovviamente non tutte, ma insomma una rappresentatività di ognuna nello spettacolo che vedremo venerdì sera. Abbiamo cercato di tenerlo più breve possibile, perché di solito i saggi sono molto lunghi, e quindi abbiamo deciso di non uccidere lo spettatore, ma di fare in modo che sia una cosa scorrevole, quindi non durerà più di un'ora e mezza, un'ora e tre quarti, quindi sarà uno spettacolo leggero. A sintetizzare bene insomma un po' tutte le discipline che comunque farete esibire anche i bambini piccoli, tutte le età, insomma. Sulla falsariga diceva di aggiungere un posto tavola. Sì, diciamo il senso, ecco, quello di inclusione, no? Quindi come dire, aggiungi un posto, c'è sempre posto da noi, quindi qualsiasi momento, insomma. I corsi cominciano di solito in autunno, adesso si conclude l'anno. Si conclude l'anno, facciamo i corsi estivi, però li finiamo in luglio. Anche questi? Sì.
Alcuni li facciamo anche nel comprensorio di Sistiana al Base, quel nuovo locale che è l'ex cantera, no? Sì, ecco. Dalle parti insomma di Castelreggio, esatto. Dall'altra parte forse dall'altra parte sulla destra, scendendo, se non mi sì, sbaglio. Okay. Esatto. E lì facciamo i corsi in preserata, poi facciamo la serata danzante, abbiamo aperto ieri, abbiamo fatto dei numeri, eravamo più di 600, quindi da tutta la regione. E quindi lì facciamo i corsi estivi anche in società sulla terrazza, della terrazza, quindi è all'aperto. E dopo agosto facciamo pausa, a parte gli agonisti che non si fermano mai, e in settembre si ricomincia con tutto. E loro si allenano sempre, sì, no? Sì, perché sì. ci sono le gare, quindi non devono esatto. perdere insomma il tono muscolare, immagino. Bravissima. Quindi sì, è importante. Però per tutti gli altri poi i corsi naturalmente ricominciano a settembre, esatto. no? Anche con la riapertura delle scuole per quanto riguarda i bambini e i ragazzi, insomma accompagnano un po' l'anno scolastico. Certo, no? esatto. Quindi per iscrivervi da voi basta venire in sede? Sì, noi facciamo varie pubblicità all'interno nella città, quindi faremo anche le note di saldi probabilmente, faremo, ecco. quindi lì per farvi conoscere, ci facciamo conoscere, poi in settembre facciamo gli open week e gli open day, e da lì uno insomma ci contatta, viene, noi mettiamo tutto sul social, Instagram, abbiamo delle persone che lavorano dietro a questo molto forti. E tanto ormai è il circuito che dà più soddisfazione. Sì. È vero, quindi Open Day uno può venire provare quello che magari interessa di più. Sì, può provare così, tutto e poi decide. Un po' di tutto e poi decide insomma a quale dei corsi iscriversi, esatto. o a quali, perché no, si può fare anche più di uno forse o no? Certo, certo. No? Sì, abbiamo persone che fanno 3 o 4, ecco, qualche pazzo lo fa. Qualche pazzo lo fa, vabbè, però insomma sono sempre molto interessanti. Allora abbiamo ancora pochi minuti, torniamo allo spettacolo, quindi Emporius Family Show, quindi dal nome del vecchio nome che però avete mantenuto, sì, no? Emporio all'interno della società, all'interno della società ginnastica triestina, venerdì 16 giugno alle ore 20:30 al Teatro Bobbio La Contrada di via del Ghirlandaio 12, con le coreografie di tutti gli insegnanti che fanno appunto i corsi durante l'anno, la direzione artistica di Viviana Penso e i vari personaggi interpretati dal nostro amico Flavio Furian con sua moglie Ornella Serafini, e insomma c'è anche Maxino che ha contribuito anche ai video, no? Sì, sì. Quindi anche questo aspetto, quindi la musica, immaginiamo anche i video sulla falsariga appunto, però non assolutamente aspettatevi il semplice musical, è soltanto uno spunto iniziale per far esibire tutti quanti gli allievi di questa scuola, insomma, di vari balli. Allora io ringrazio molto Viviana Penso per essere stata con noi a voi. La nostra trasmissione, torni presto a trovarci anche per raccontarci insomma come vanno i corsi, per diffondere un po' questa cultura del ballo che fa incontrare, fa bene alla salute, quindi insomma la promuoviamo volentieri. Ecco. Grazie mille, grazie ci sarò. Grazie a lei, torni presto a trovarci, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, continuiamo fra pochissimo. Buonasera e benvenuto a Trieste in diretta, a Fausto Ferraccioli, direttore della sezione di geofisica dell'OGS. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Grazie di essere qui. Lei è anche coautore di un articolo che è stato pubblicato da Science Advances sul tema del ghiacciaio Thwaites. Allora, vogliamo parlarne perché per la prima volta è stata ottenuta una mappatura della geologia al di sotto del ghiacciaio, un'area considerata chiave proprio della calotta antartica, oggetto di studi multidisciplinari in relazione proprio al suo ruolo nell'innalzamento futuro del livello del mare, quindi ci riguarda davvero tutti. Allora, partiamo da questa mappatura che è stata ottenuta proprio per la prima volta. Sì, innanzitutto questa è un'area dell'Antartide occidentale che contiene una enorme calotta glaciale e utilizzando i dati da satellite siamo riusciti a vedere
che negli ultimi 30 anni più o meno questa parte della calotta sta cambiando moltissimo. Cosa sta succedendo? Di fatto questo enorme ghiacciaio Thwaites si sta ritirando e ritirandosi, accelerando e allargandosi sta contribuendo all'innalzamento del livello medio mare globale. E allora noi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo esplorato quest'area utilizzando un aereo. L'aereo è di proprietà del British Antarctic Survey in Inghilterra ed è munito di strumentazione radar che ci consente di vedere quanto è spesso il ghiaccio e per avere un'idea arriva a spessori anche di 3,5 km. Quindi questo ci dà un po' l'idea di quanto ghiaccio c'è. E poi utilizziamo degli altri sensori magnetici e gravimetrici, e questi ci consentono di avere una sorta di fotografia della geologia sotto alla calotta, cioè sotto a 3,5 km di ghiaccio riusciamo a vedere la geologia, ma non solo in superficie, fino a profondità anche dell'ordine di 20 km sotto la superficie. Quindi non è solo, diciamo, l'esercizio che viene fatto normalmente, diciamo, dai geologi nelle aree dove si vedono le rocce, ma qui si esplora anche quello che sta sotto. E uno si potrebbe chiedere, ma perché ci interessa questo? Ma per due motivi. Il primo è che la topografia subglaciale, quindi proprio le rocce che stanno sotto, influenzano come scorre il ghiaccio. E quindi se vogliamo capire come si sta comportando la calotta adesso, dobbiamo capire quello che c'è sotto. I movimenti. Il movimento fondamentalmente. Cioè cosa succede? La calotta scorre su queste rocce, però se ad esempio scorre su delle rocce sedimentarie, scorre più facilmente fondamentalmente. Cioè possiamo immaginare ad esempio se uno prende un pezzo di carta e lo fa scorrere sul tavolo, però poi bagna leggermente il foglio, allora questo scorre molto facilmente. E questo succede anche con le rocce sedimentarie, cioè abbiamo uno strato di rocce che poi si riempie d'acqua, è saturo spesso di acqua, ci sono dei laghi subglaciali e scorre molto facilmente. Allora noi volevamo sapere, ma in questo ghiacciaio che sta scorrendo così veloce, che sta cambiando così tanto, ci sono questi sedimenti sotto al ghiaccio? E questa era una grossissima domanda e uno potrebbe chiedersi, ma perché abbiamo questa domanda? Ecco, il motivo è semplice, che avendo studiato per tanti anni, anche per circa 20 anni, un settore che è più vicino alla base italiana, che è quella del mare di Ross, che è praticamente a 2000 km di distanza, lì addirittura abbiamo le calotte che scorrevano su dei bacini sedimentari che avevano uno spessore anche di 5-10 km, quindi un enorme spessore. Allora avremmo potuto pensare che queste rocce sono presenti anche in quest'area qui. E invece abbiamo scoperto in modo straordinario che queste rocce sono assenti oppure solo preservate molto all'interno del continente, cioè molto distante da dove in realtà stanno avvenendo i grandi cambiamenti della calotta. Della calotta, quindi avete determinato insomma l'assenza di sedimenti. Di questo tipo di sedimenti. Ecco, e quindi questa è una grossa curiosità. Invece che trovare enormi bacini sedimentari, abbiamo trovato un'enorme espansione di rocce magmatiche. Non ci sono proprio, no? Cioè non ci sono. Allora ci sono due domande. Una è, ma come mai? Ecco, e la nostra risposta a questo... Ci sono delle rocce magmatiche, diceva, sì, un'enormità di rocce magmatiche. Che vi aspettavate di trovare. Ecco, quindi praticamente queste rocce si trovano in affioramento, quindi si vedono, diciamo, in parte in Nuova Zelanda, ma non solo si vedono in Nuova Zelanda, ma nella parte antistante la Nuova Zelanda c'è un intero continente che è tutto sepolto sotto al mare, si chiama Zelandia, in modo abbastanza simile alla Nuova Zelanda.
E lì, utilizzando metodologie simili, cioè magnetiche e gravimetriche, è stata mappata un'enorme estensione di queste rocce magmatiche. E la nostra ipotesi, perché ovviamente qui è tutto sotto il ghiaccio, no? La nostra ipotesi è che forse queste rocce che abbiamo trovato sotto il ghiacciaio Thwaites sono in qualche modo legate a quelle rocce in Zelandia. E quindi cosa sarebbe successo? Circa 100 milioni di anni fa si sarebbe separata questo continente, piccolo continente, lo chiamiamo spesso microcontinente, Zelandia, si sarebbe separato dall'Antartide occidentale e avrebbe lasciato in Antartide occidentale tutte queste rocce magmatiche che sono parte proprio del processo di separazione dei continenti. E quindi è una scoperta davvero, davvero importante. Insomma, certo, è una scoperta, certo. Anche il futuro, non soltanto il passato, quello che è successo nel passato, ma è chiaro. Ecco, adesso spiego un pochettino questo, cioè cosa succede. Quindi da un lato non ci sono preservati oggi, non ci sono preservati questi grossi spessori di sedimenti. Ma perché ci interessa che invece ci sono tutte queste rocce magmatiche? Ci interessa per un motivo. Primo perché la calotta, quando scorre sopra a queste rocce che vengono chiamate cristalline, queste rocce magmatiche, fa molto più fatica a scorrere. E quindi cosa succede? C'è molto più attrito alla base della calotta. E cosa succede? Quando noi guardiamo in modo completamente indipendente ai dati da satellite e i modelli della calotta, noi vediamo che sotto la calotta ci sono tutte queste aree dove c'è uno sforzo alla base della calotta molto elevato. E incredibilmente i risultati di questi modelli mostrano queste aree ad alto sforzo che coincidono quasi perfettamente con le aree dove noi individuiamo le rocce magmatiche. E quindi questo significa che la geologia di fatto sta un po' aiutando a frenare la calotta. Quello che ci potremmo domandare è: ma se frena la calotta e la calotta sta cambiando comunque così tanto, allora che cosa gioca un ruolo in questi cambiamenti? In parte sappiamo la risposta, è il clima che si sta scaldando, è l'oceano, ma c'è anche un altro motivo forse. Un altro fattore. E questo fattore potrebbe essere il cosiddetto flusso di calore, cioè la Terra genera un flusso di calore. Queste rocce magmatiche sono troppo antiche per essere molto calde, però potrebbero invece avere un ruolo nell'aumentare il flusso proprio dovuto allo scorrimento della calotta, perché essendoci più attrito si genera più calore alla base della calotta. Ma non solo, la mancanza dei sedimenti fa sì che non ci sia un filtro tra la geologia profonda e la superficie. Immaginatevi quando andate in un letto, siete molto accaldati, no? E insomma, logicamente se mettete una grossa coperta sopra avete ancora più caldo, ma i sedimenti fanno un po' questa cosa, cioè catturano un po' questo calore che c'è sotto la terra, no? Mentre invece se vengono rimossi questi sedimenti non c'è più nulla praticamente, quindi questo calore può in parte sfuggire e uscire praticamente alla base della calotta. Ora, naturalmente questi risultati sono molto nuovi, quindi sono ancora un po' da capire, diciamo. Si tratta di una vera scoperta, cioè esplorare queste aree è un po' come esplorare Marte, no? Cioè è come andare su un altro pianeta in cui non sai bene esattamente cosa troverai. E dove si andrà ad arrivare. E quindi, insomma, esatto, e quindi come dire, adesso dobbiamo cercare di lavorare in futuro, soprattutto con quelli che studiano la calotta, modellizzano la calotta, per riuscire a capire come questi nuovi fattori geologici che abbiamo scoperto potranno infatti giocare un ruolo nel futuro della calotta. Ecco, tutto questo è stato oggetto di questo suo articolo che è stato pubblicato proprio da Science Advances ed è stato condotto, quando dice noi, intende il team di ricerca internazionale che è stato guidato dalla British Antarctic Survey, ma a cui ha preso parte anche l'OGS. Sì, naturalmente. Io ho avuto una grossa fortuna, devo dire, cioè sono venuto qua all'OGS circa 2 anni fa. E questo era un grosso progetto internazionale
che coinvolge l'Inghilterra soprattutto e gli Stati Uniti. Però diciamo, la cosa molto positiva è che queste ricerche in Antartide sono fortemente internazionali e quindi c'è una grande opportunità anche per i ricercatori che si spostano, come nel mio caso, ancora di poter partecipare a queste ricerche, no? E quindi questo è un po' un esempio in realtà di quello che spesso accade in Antartide, cioè è un po' come una grande famiglia di ricercatori, no? Che ancora hanno possibilità spesso di lavorare su progetti. Naturalmente per mettere su questi progetti in queste aree spesso ci vogliono 4-5 anni, no? Sono sforzi enormi. Anche tanti fondi, tanta organizzazione. Sono sforzi enormi. E quindi, come dire, spesso gli enti di ricerca sono anche molto contenti che si riesca comunque a continuare la ricerca. Quindi anche l'OGS, devo dire, è stato molto generoso, mi ha consentito di continuare queste ricerche. Ecco, vorrei anche sottolineare un altro aspetto. Questa ricerca che è stata fatta nell'ambito di questo enorme progetto italo-inglese che ha ricevuto circa 25 milioni di dollari di finanziamento dalla parte americana e 10 milioni dalla parte inglese, quindi insomma è un grossissimo progetto, ci ha anche consentito di fare un piccolo, io lo chiamo quasi spin-off, cioè un'attività in cui sono coinvolto io all'OGS, che è parte di un grosso progetto ESA dell'Agenzia Spaziale Europea, che si chiama 4D Antartica. E l'ambizione qua è di cercare di guardare all'Antartide non solo in 3 dimensioni, ma in 4 dimensioni. Cosa significa questo? Significa che vogliamo andare a portare anche l'elemento del tempo, cioè riuscire a capire in pratica come l'evoluzione dello strato diciamo superiore del nostro pianeta, della Terra, che viene chiamato crosta e litosfera, questa parte superficiale, ma che può essere spessa anche fino a 100 km, la litosfera anche 200 km, può influenzare il comportamento della calotta. E quindi questo studio ereditato dal mio lavoro del British Antarctic Survey in realtà costituisce un nuovo spunto per ricerche di questo tipo, cioè a grande scala, che guardano all'evoluzione dell'Antartide. Sfruttando poi le scoperte che sono state fatte fatte prima. Applicandole anche a quest'altra insomma, dimensione. Perché fra l'altro leggevo è stata anche realizzata una mappa, no? In 3D della geologia sotto il ghiaccio. Io lo dico da profana, diciamo, mi corregga se no, è proprio così. Cioè, spesso quando si fanno diciamo, le mappe geologiche, appunto si mappa quello che è in superficie, ma utilizzando la geofisica, come dicevo prima, si riesce a guardare anche in profondità. E qui ci siamo concentrati soprattutto sulla parte, sui primi 15 chilometri, cioè riuscire a capire quello che c'è nella crosta superiore. Qui la crosta è molto particolare perché è una crosta sottile, cioè normalmente la crosta terrestre è spessa 35-40 km, qui invece è spessa solo 20 km più o meno. Perché questo? E questo è molto interessante, è un'area in cui la crosta si è assottigliata, cioè sostanzialmente cosa succede? Quando i continenti si separano l'uno dall'altro, si riesce anche un po' a capire, si assottiglia la crosta e questo è quello che è successo qua, si è assottigliata e durante questo processo di assottigliamento c'è stato molto di questo magmatismo che abbiamo scoperto. Quindi noi abbiamo mappato praticamente la distribuzione di questi bacini che sono legati all'estensione, che si chiamano bacini di rift. Questa è una terminologia un po' tecnica, ma forse le avrete sentito parlare ad esempio nell'Africa, si parla della Rift Valley dell'Africa. Queste sono simili, sono valli tettoniche molto profonde che spesso hanno molti, qui non li vediamo ovviamente perché sono più antichi, ma vulcani e intrusioni sepolte che praticamente mappano tutte queste forme magmatiche associate all'estensione. E noi qui le abbiamo mappate per la prima volta
sotto il ghiacciaio che sta cambiando di più oggi in Antartide. In Antartide. Tutto questo naturalmente pone le basi per una migliore comprensione di quello che sta succedendo, no? In questo momento, di quello che è già successo in quella zona, ma ci dice molto anche del futuro. Possiamo anche fare delle previsioni sulla base di questi studi? Diciamo, attualmente siamo in grado soprattutto di utilizzare la topografia, cioè noi nei modelli possiamo mettere la topografia e possiamo cercare di quantificare quanto la calotta potrebbe arretrare. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo imporre praticamente quanto si scalderà l'oceano, quanto si scalderà il clima. Queste sono le condizioni. Quello che però non siamo ancora totalmente in grado di fare è prendere proprio questa geologia, cioè quindi prendere questa geologia, prendere questi sforzi di cui parlavo io alla base della calotta, certo, e vedere quando la calotta arretrerà come cambieranno gli sforzi alla base della calotta. E questa è ancora una grande sfida. Per farla molto semplice, che cosa succederà? Secondo me, in parte, queste rocce rallenteranno un po' l'arretramento della calotta e soprattutto, questo è un termine un po' tecnico ma non è così difficile da capire, lo renderanno meno lineare. Cioè cosa significa? Che la calotta non continuerà semplicemente ad arretrare, ma quando si scontrerà con queste rocce rallenterà e poi probabilmente riaccelererà di nuovo. E quantificare questo tipo di interfaccia, diciamo, tra la geologia e la calotta, questa è ancora una grandissima sfida. Io penso che verrà vinta nei prossimi 10-15 anni. Ce la faremo perché i computer, anche avremo i supercomputer, avremo sempre più capacità di modellizzare questi processi che noi come geologi e geofisici conosciamo abbastanza bene, però ancora i glaciologi faticano forse un po' a capirli, perché fino in fondo. E questa è un po' la nostra sfida, anche, come dire, spiegare in un modo che i fisici e i glaciologi riescano poi a tradurre in modelli più quantitativi. Tutto questo movimento, il modello insomma di movimento della calotta determina poi, lo dicevamo all'inizio, anche l'innalzamento, no, del livello del mare. Certo. Che cosa ci possiamo aspettare da quello che avete studiato? Questo infatti è il motivo per cui è stato scelto questo ghiacciaio, no? Perché è stato un po' individuato come questo Doomsday Glacier, cioè un ghiacciaio in cui potrebbe esserci un arretramento catastrofico. Diciamo, uno dei motivi per cui si pensa a questo è relativamente semplice, cioè cosa succede? Che le rocce di fatto all'interfaccia tra l'oceano e la calotta hanno un'inclinazione che va verso l'interno del continente. Allora si può pensare un po' a uno scivolo, no? Cioè sostanzialmente si pensa, ma la calotta probabilmente scivolerà su questo pendio, no? E continuerà ad arretrare. Però naturalmente è facile, se io nella mano comincio a metterci delle asperità, cioè comincio a metterci, diciamo, delle irregolarità, no? Come queste rocce, allora può darsi che non scivolerà proprio in questo modo così semplice, no? E questo è un po' quello che è da capire. Quindi attualmente la comunità è un po' divisa, diciamo, tra quelli che considerano la condizione geometrica più semplice, no? E che quindi questo continuerà ad arretrare. In questo caso qua ci sono alcuni che addirittura ipotizzano che ci possano essere fino a 30 centimetri di contributo al livello medio mare globale. Che sono tanti. Che sono tanti. Altri invece dicono che forse ci potrebbero essere altri fattori che potrebbero rallentare questo. In realtà, per quanto questo ghiacciaio sia diciamo di enorme preoccupazione per i prossimi 30-40 anni, come geologi ci rendiamo conto che forse dovremmo anche preoccuparci di altri ghiacciai, cioè ghiacciai che stanno cambiando meno oggi, ma che contengono magari più ghiaccio. Ed è un po' interessante questo, perché
Per esempio l'OGS, no, ha in mente di investigare in futuro altri ghiacciai che sono in Antartide orientale. Questi stanno cambiando molto meno, ad esempio, rispetto a Thwaites. Però c'è una differenza, che hanno dei bacini dove si raccoglie tutto il ghiaccio che sono giganteschi. Sono molto più grandi. Sono molto più grandi. Allora, una grossa domanda è, mentre abbiamo capito che quelli dell'Antartide occidentale saranno chiave nei prossimi 30-50 anni, quelli saranno quelli che veramente contribuiranno all'innalzamento del livello mare in 30-50 anni. Ma che cosa succederà tra 100-200 anni? E uno potrebbe dire, ma non ci saremo più, non ci preoccupiamo. Invece non è così. Cioè quello che facciamo ora, diciamo, per cercare di cambiare il clima, per fare un'economia più sostenibile, eccetera, avrà un enorme impatto anche tra 100-200 anni. E quindi è molto importante anche studiare questi altri ghiacciai, questi che cambieranno probabilmente tra 100-200 anni. Quindi vi state dirigendo insomma più verso ci stiamo dirigendo, l'est, diciamo ci stiamo così, dirigendo verso l'Antartide orientale. In realtà c'è un motivo anche per questo, cioè che i francesi e gli italiani hanno basi nell'Antartide orientale, mentre invece nell'Antartide occidentale è un'area che è molto più difficile da raggiungere per gli italiani. Per instaurare una base è molto più complesso, più diciamo. Complicato. E quindi, come dire, ci sono anche motivi di questo tipo. Però ecco, la cosa che io trovo affascinante forse di questo studio in Antartide occidentale è che, e questo dobbiamo ancora capire se è così in Antartide orientale, che veramente la geologia e la glaciologia, quindi diciamo la disciplina che studia come scorre questa calotta qui, si possono veramente intersecare. Ecco, e questo è quello che si è visto in questo studio, cioè direttamente un parametro come lo sforzo alla base della calotta è in diretta relazione con la geologia. E quindi si sta pensando anche a una futura sempre più stretta collaborazione. Certamente, no? Questa sarà secondo me la grande sfida. È interessante un po' capire forse perché questo non viene realizzato, diciamo, molto spesso. Ma perché? Perché la geologia spesso lavora su scale temporali di milioni di anni, mentre invece la glaciologia spesso lavora su scale temporali di 1 anno, 10 anni, 20 anni, 100 anni, molto più ristrette. E quindi in realtà questo connubio tra due cose apparentemente così differenti tra loro non è poi così scontato. Ecco, immaginare che rocce che si sono messe in posto 100 milioni di anni fa forse influenzano ancora il comportamento della calotta oggi, poi non è così semplice da immaginare. E anche da abbinare in qualche modo. Da abbinare. No, è vero. Volevo chiederle ancora, abbiamo ancora pochi minuti a nostra disposizione, prima ha parlato del grande impegno, no, che ci vuole per una ricerca di questo tipo, sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista organizzativo. In quanto tempo si porta a termine una ricerca di questo tipo? Ma diciamo che più o meno la prima grande sfida è avere la comunità che pensa che questa sia una grande idea, e quindi spesso c'è un processo che dura 1 o 2 anni in cui si cerca di mettere su una grossa comunità scientifica internazionale. E come si fa? Si promuove attraverso... Di solito è abbastanza semplice il processo, si organizzano dei convegni, si organizzano dei meeting, perché no, come siamo ormai abituati tutti, si fanno teleconferenze, è un processo, si lancia l'idea è tutto, quindi l'idea di andare a studiare quest'area. Poi di solito sono necessari 1 o 2 anni per scrivere delle proposte scientifiche che siano veramente valide. In questo caso sono state necessarie molte diverse proposte scientifiche, perché c'erano parti a mare, parti d'aereo, parti a terra, e quindi c'è questo processo qui. E poi di solito sono 1 o 2 anni per organizzare la logistica che è necessaria, quindi servono campi remoti, servono aerei, serve carburante, servono navi, è una sfida logistica enorme. Dopodiché, se uno ha sufficiente pazienza, dopo 4-5 anni va in campagna
e poi in genere ci sono 2 o 3 anni di elaborazione dei dati e infine pubblicazione. Insomma, quindi una decina d'anni. Si possono esserci anche fino a 10 anni, ecco, spesso siamo fortunati, ce la caviamo anche in 5 anni, diciamo. In questo caso in questo caso più o meno ci abbiamo messo 5 anni. Ora 5 anni. abbiamo anche avuto il problema del Covid, naturalmente. Il Covid ha avuto un grossissimo impatto. No? Noi abbiamo avuto la fortuna di riuscire a fare la campagna proprio nella stagione 2019-2020, quindi subito prima della pandemia. Eravate sul campo, eravamo sul campo, subito sì. prima della pandemia. E quindi questa è stata una grossissima fortuna. Purtroppo le altre componenti del progetto che useranno in realtà i nostri dati sono tutte state spostate e cominciano adesso, cioè cominceranno in questa campagna a grande scala nel 23-24 e continueranno nel 24-25. Ecco. Quindi è tutto un po' slittato in avanti, un po' tutto per slittato, usare poi una metafora che si sposa con quello di cui parlavamo prima. No? Sì, è stato un po' tutto slittato, però a me piace sempre vedere un po' il positivo in tutto, nel senso che naturalmente anche questo slittamento ha consentito di analizzare meglio i dati, di modellizzarli, di fare tutta una serie di cose che probabilmente se avessimo avuto la campagna nel primo anno non sarebbe stato possibile avere. Avete avuto modo di approfondire in qualche modo, quindi, di organizzare meglio il materiale raccolto. Certo, e io penso che questo aiuterà anche a programmare meglio le attività future, perché adesso appunto potranno a terra, per esempio, si potranno seguire alcune delle strutture geologiche che abbiamo proposto, ecco, quindi questo è un vantaggio. La direzione già ce l'ha accennata prima, no? Quindi Antartide orientale. Ecco, poi questa sarà la prossima sfida. Ecco. La nostra prossima sfida sarà questa, quindi noi adesso siamo già nella fase di allestimento, è già quasi 1 anno e mezzo da quando mi sono spostato da Cambridge a Trieste, quasi 2 anni fa, adesso 1 anno e mezzo che lavoriamo per mettere su quasi, non la voglio chiamare replica perché non sarà una replica, ma utilizzare questo modello che abbiamo utilizzato con successo in Antartide occidentale e anche in Antartide orientale. Se ci riusciamo sarà quello che ci impegnerà dal 2024 al 2030. Insomma. E allora torneremo sicuramente a invitarla per raccontarci le prossime sfide. Intanto ringrazio Fausto Ferraccioli, direttore della sezione di geofisica di OGS, grazie per essere stato con noi e torni presto a trovarci. Grazie tante a voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di serata. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.